Buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, subito con la cronaca e subito a Zero Branco. Simone aveva soltanto 18 mesi, 1 anno e mezzo, travolto, investito dall'auto della nonna nel cortile di casa, una tragedia che si è consumata ieri sera. Oggi un paese sconvolto da questo dramma. È una comunità, quella di Zero Branco, già colpita recentemente dalla tragedia, lo ricorderete, del 19enne morto in scooter contro un trattore. Daniele Sizia con Lucio Zanato per raccontarci di questa davvero incredibile tragedia. Buongiorno Nicola, buongiorno anche ai telespettatori. Noi siamo in via Tiberon, qua a Zero Branco. Quello che vedete alle mie spalle, lo vedete, c'è il filo che delimita la zona dove è avvenuta la tragedia, la casa del piccolo Simone. Una tragica fatalità, una famiglia che è distrutta, sotto shock per quello che è accaduto. È stato un secondo, il bimbo era tenuto per mano da uno dei genitori, la nonna stava facendo retromarcia, doveva entrare nel cancello di casa. Ad un tratto il piccolo è riuscito a liberarsi ed è stato davvero un attimo, è finito sotto la ruota della nonna, condizioni gravissime, un trauma cranico importante. Il piccolo è stato subito soccorso da tutti, ma quando è arrivato il SUEM, insomma, il bambino era in condizioni disperate, portato in ospedale, purtroppo non ce l'ha fatta. Ora ovviamente sono partite le indagini da parte dei carabinieri, ma anche la procura aprirà ormai a breve un fascicolo nei confronti della nonna, un atto dovuto per omicidio stradale o omicidio colposo, ma si stanno vagliando anche le posizioni dei genitori per l'omissione di controllo da parte appunto di chi teneva il bimbo per mano. Ovviamente capite, è un momento talmente tragico, è difficile anche parlare adesso dell'atto giudiziario, ma questo è quanto sta facendo ora la procura e i carabinieri per ricostruire questa tragedia. Quando è avvenuto, ci dicevano anche i vicini di casa, abbiamo sentito urlare, siamo corsi fuori immediatamente e la disperazione della nonna che gridava l'ho ucciso io, è scesa dalla macchina. Purtroppo, come vi dicevo, le condizioni erano davvero disperate. Sentite le parole della vicina di casa che non riesce nemmeno a trattenere le lacrime, dice: io mi sono tenuta qua la bimba, la sorellina, questa notte per cercare di consolarla. La disperazione di quello che è accaduto, dice, un bambino pieno di vita, un bambino sempre sorridente, dice non riusciamo nemmeno a darci una spiegazione noi per quello che è accaduto, anche se purtroppo è una tragica, come si diceva, una tragica fatalità. Sentiamo le parole della vicina di casa. Era una tragedia immensa, immagino. Sì, non mi va di parlare. Scusate. Ci può dire qualcosa di quello che è accaduto? Lei ha sentito, ha visto? Sì, ma non mi va di parlare, scusate. Per rispetto a loro voglio fare silenzio. Solo per dirci com'era questo bimbo. Dolce, affettuoso, 1 anno e mezzo, voglia di vivere, tanta voglia di vivere. Lei ieri ha sentito subito le urla, ha capito? Ho chiamato io i soccorsi. Sì. Una tragica, davvero tragica fatalità, purtroppo. Sì, cose che non dovrebbero accadere, purtroppo. Un bambino di 1 anno e mezzo, cioè un bambino che aveva voglia di vivere. Basta, scusate. I genitori lei li ha sentiti, li ha visti? Li ho visti questa mattina, ho tenuto io questa notte la sorellina. Sì. Purtroppo sono devastati anche loro, specialmente la nonna. Grazie. Ha un dolore straziante. Ce l'aveva per manina il papà, è normale. Sono bambini, è questione di un secondo, signora. Questione di un secondo.
proprio sfuggito, questo è stato un secondo proprio. La nonna non si è proprio neanche accorta? No, purtroppo no. Era già sopra quando si è accorta. Lo avete sentito, insomma il dolore è davvero tanto, la vicina insomma era sempre con questa famiglia conosciuta fra l'altro qui a Zero Branco, lavorano tutti qua, la nonna, la mamma del bimbo, il papà, insomma da tantissimi anni che sono qui a Zero Branco e che lavorano, quindi una famiglia conosciuta. E ci raccontava la vicina, erano stati in montagna con la nonna e la sorellina e stavano rientrando una giornata per avere un po' di più di fresco, sono tornati qua dove purtroppo poi è avvenuta questa tragedia, una comunità completa sotto shock. Zero Branco è colpita nuovamente da una tragedia, lo ricordiamo, insomma ci sono stati diversi anche incidenti, per cui insomma una comunità che piange davvero tantissimo delle vittime della strada. Questo più piccolo è una vittima della strada, l'ennesima vittima della strada purtroppo, e ci diceva il sindaco faremo di tutto per cercare di aiutare questa famiglia, così come abbiamo fatto anche per le altre persone che sono mancate in questo periodo. Cercheremo di stare vicini, dice il sindaco. Io sono andato là già ieri sera, tornerò anche questo pomeriggio per sostenere la famiglia. Fra l'altro oggi non sono in casa c'è soltanto la bisnonna e loro sono andati via per cercare di superare se possibile questa tragedia, questo momento difficilissimo. Il sindaco poi insomma raccontava che ha letto dei post nei social, dice Leonida Tastiera, che stanno facendo dei commenti che sono davvero senza cuore, commenti cattivi, dice, e oggi in una tragedia come questa davvero ci si dovrebbe fermare ed ascoltare soltanto il dolore di questa famiglia. Sentiamo le parole del sindaco di Zero Branco, Luca Dorighetto. Un fatto incredibile, nel senso che si fa veramente fatica ancora a credere a quello che è successo. È una di quelle tragedie che sembrano impossibili da esistere, eppure accadono e poi sconvolgono naturalmente una famiglia e una comunità intera. Ieri lei è andato lì, che cosa le hanno detto? Ieri sono andato subito per cercare di capire quale fosse la situazione e soprattutto se ci fosse necessità di un aiuto, di un accompagnamento, e devo dire, tra l'altro c'erano tutti i vicini fuori che cercavano di dare il supporto necessario. La situazione, come potete immaginare, insomma, era molto molto complicata. Sembra che sia sfuggito il controllo di uno dei genitori, il bambino, mentre la nonna faceva retromarcia. Questo è quello che è stato rappresentato, poi naturalmente starà al giudice e agli inquirenti capire e determinare come sono andate le dinamiche, anche col racconto proprio della nonna e dei genitori. Sicuramente è una di quelle fatalità che lasciano il segno. Sindaco, una famiglia conosciuta qui a Zero Branco, la nonna fra l'altro lavora proprio nella casa di riposo qui. Sì, una famiglia inserita all'interno del contesto, quindi sicuramente per persone, tra l'altro come dicevo prima, appunto tutti i vicini erano lì fuori con loro proprio perché sono persone conosciute, persone che stimavano, insomma, e con le quali hanno costruito un rapporto, quindi non stiamo parlando di situazioni di famiglie isolate. Cambierebbe nulla però rispetto alla tragedia, cambierebbe veramente nulla. Spero che in qualche modo però si ritrovi un minimo di spirito veramente di coesione e di comunità. Io non vale nulla, ma ho letto certi commenti ieri sera sotto la notizia dell'investimento che non hanno nulla di umano, che poco hanno a che fare con la vita di per sé, e che non so dove fossero residenti queste persone, e auguro a loro che la vita sia sempre bella e piacevole e sorridente. Ma a volte forse bisognerebbe veramente fermarsi e riuscire a ritrovare un briciolo di empatia, di riuscire a provare, non dico addirittura di mettersi nei panni degli altri, perché di fronte a certe tragedie è impossibile, però almeno fermarsi.
E qui, Nicola, c'è stato anche un via vai di persone, di amici, di conoscenti che sono arrivati per sostenere, appunto, come vi dicevo, la bisnonna, perché qua c'è la bisnonna, per cercare di dare una mano se possibile, ovviamente tutti chiusi in un dolore immenso, e questo ci diceva anche un signore, insomma, è davvero il momento del dolore e del silenzio, una famiglia che è davvero distrutta. Qui da Zero Branco, Nicola, è davvero tutto, io ti restituisco la linea. Grazie a Daniela Sizia e Lucio Zanato da Zero Branco. Intanto tante le tragedie che si consumano praticamente ogni giorno sulle strade del Veneto, non solo della Marca. La provincia di Venezia, ad esempio, conta l'ennesima vittima della strada, un 49enne di Scorzè che è morto all'ospedale di Mestre nel pomeriggio di ieri dopo essere rimasto coinvolto in un incidente a Peseggia intorno alle 15. Nicola Cercato percorreva in scooter via Nuova Moglianese quando si è scontrato con un'auto. È la seconda vittima in 8 giorni sulla Moglianese a Scorzè. La sera del 30 giugno, lo ricorderete, aveva perso la vita il 49enne Dimitri Pastrello finendo contro un albero tra Cappella di Scorzè e Martellago. E 2 sere fa è morta Antonia Trevisan, la 79enne di Cassavio, che martedì alle 18 era stata travolta da un'auto in via Fausta a Cavallino Treporti. La donna stava attraversando la strada in bicicletta ed era quasi arrivata a casa quando è stata centrata da un'auto, quindi in poche ore 2 vittime nel veneziano. Ancora le tragedie sulla strada. Oggi all'obitorio dell'ospedale di Oderzo, la camera ardente di Jessica Giovanna Laface, la 32enne calabrese, vittima con il fidanzato Francesco Paolo Fecarotta dello schianto avvenuto sabato scorso a Salgareda lungo via Argine Piave. Camera ardente aperta al pubblico fino alle 16. Il feretro poi partirà alla volta del paese natio Reggio Calabria, dove domenica alle 10:30 presso la chiesa di Santo Stefano da Nicea ad Archi si svolgeranno i funerali. Per l'occasione saranno presenti oggi tanti amici motociclisti e sarà proprio il rombo delle moto a renderle omaggio. Non ancora fissate invece le esequie del 37enne Francesco Paolo Fecarotta. Si svolgeranno certamente a Palermo, ma intanto domani dalle 15:30 per un'ora circa sarà data l'opportunità a tanti trevigiani che conoscevano il 37enne di poterlo salutare nella sala del commiato del cimitero di Santa Bona a Treviso. Sull'episodio, lo ricordiamo, sta indagando la procura di Treviso. Ancora, stavolta però dal Bellunese, con 2 persone investite da un automobilista ubriaco mentre passeggiavano nella zona di Sargnano a Belluno. Una donna di 66 anni e un uomo di 69, entrambi di Belluno, sono stati investiti nella tarda serata di martedì a Sargnano, frazione del capoluogo. L'auto che ha travolto la coppia è finita nel canale che lambisce la strada. L'investimento è accaduto attorno alle 22:30. Marito e moglie stavano concludendo la passeggiata serale quando improvvisamente l'auto guidata da un 23enne di Belluno, risultato positivo all'alcol test, li ha travolti. L'allarme è scattato subito e ha fatto arrivare a Sargnano 2 ambulanze del San Martino, i vigili del fuoco e i carabinieri del radiomobile di Belluno. Fortunatamente i traumi accertati dai sanitari non sono gravi. I 2 pedoni sono entrati al pronto soccorso con codici lievi, media gravità per la 66enne, codice 1 per il marito. Il veicolo, ribaltato su un fianco lungo il canale, è stato recuperato con l'autogru dei vigili del fuoco e successivamente affidato al servizio di soccorso stradale. Il tratto di strada interessato, parallela alla principale di via Tiziano Vecellio, è rimasta chiusa al traffico fino alle 2:40 per consentire il ripristino completo delle condizioni di sicurezza. E a una settimana dall'incidente di Falzè di Trevignano con un carabiniere ancora gravissimo al Cafoncello, un nuovo incidente ha coinvolto una gazzella dell'Arma. È successo in Pontebana a Villorba. 2 i militari feriti si stavano dirigendo sul luogo di un sinistro, vicinanza espressa anche dal presidente della regione. Uno si è ferito al piede, l'altro più grave ha diverse fratture e contusioni alle costole e all'omero. Sono finiti entrambi all'ospedale i carabinieri rimasti coinvolti nell'incidente che si è registrato poco dopo le 22 sulla Pontebana. Si tratta del capo equipaggio, un 43enne tarantino brigadiere, e del collega più giovane che era alla guida, un 29enne, anche lui pugliese, della provincia di Foggia. La gazzella stava procedendo verso Villorba quando all'altezza della concessionaria Porsche
Porsche ha sbandato andando a impattare contro il muretto, e questo dopo l'urto con una Smart che viaggiava nella stessa direzione. All'interno 2 persone, un trevigiano 55enne e una donna originaria di Padova, 49 anni, lei lesa, lui ferito lievemente. Immediati soccorsi del SUEM 118, la pattuglia era diretta a rilevare un incidente stradale poco distante. Stavano andando a soccorrere una persona che aveva bisogno, e nel pieno della loro operatività hanno avuto subito loro stessi un incidente, quindi dobbiamo solo ringraziare tutte le forze dell'ordine che per mantenere la nostra sicurezza mettono a rischio la loro. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Vittorio Veneto. L'urto sarebbe avvenuto con la Gazzella in fase di superamento, diretta appunto sul luogo del sinistro. Mi sento di dare un consiglio a tutti, a me per primo: quando sentiamo una sirena o vediamo sullo specchietto retrovisore un mezzo di soccorso, non tenteniamo, spostiamoci a destra, perché a volte siamo distratti e non ci accorgiamo che il mezzo di soccorso ha urgenza di passare, quindi un'attenzione in più soprattutto quando siamo alla guida. Appariva un intervento di routine, ma così non è stato, dice il presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani. Ciò dimostra che quando donne e uomini delle forze dell'ordine partono per una chiamata, mettono sempre e comunque a repentaglio la loro incolumità e spesso la vita. Le parole del governatore, e questo a una settimana esatta dall'altro incidente che ha visto coinvolti 2 carabinieri nel pieno della loro operatività a Falzè di Trevignano. Mentre il 30enne è stato trasferito in reparto, il 32enne è ancora in condizioni molto critiche in terapia intensiva al Cafoncello, dove è tenuto in coma farmacologico. Il suo quadro clinico resta complesso. E poi gli attimi di panico vissuti nel primo pomeriggio di ieri a Treviso lungo Riviera Garibaldi, dove un migrante pakistano 28enne è entrato nelle acque del Sile all'altezza di Ponte Dante e ha rischiato di venire trascinato via dalla corrente e di morire annegato. Solo il rapido intervento di un equipaggio delle volanti della polizia e del SUEM 118 ha evitato il dramma. Il migrante è stato raggiunto e tratto in salvo. Gli agenti erano stati allertati da alcuni passanti e sono entrati in acqua. Volevo provare a prendere dei pesci. La giustificazione dello straniero 28enne, che si trova in regola sul territorio nazionale, è stato ricoverato in osservazione all'ospedale Cafoncello di Treviso. Lasciamo la marca trevigiana, ma ci torneremo fra poco. Andiamo a Padova. Padova ancora con la cronaca, per la cronaca, scusate il gioco di parole, di un'ennesima violenta rissa, in questo caso tra spacciatori. Ce ne parla Marta Zatta insieme a Federico Cibotto. Buongiorno. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, noi ci troviamo in questo momento in via Belzoni a Padova, proprio all'altezza della banca, dove lunedì c'è stata l'ennesima aggressione, l'ennesima rissa tra spacciatori nordafricani. È intervenuta anche la polizia e anche il SUEM 118 che ha trasportato un uomo all'ospedale. Lo vedete appunto dalle immagini, abbiamo raggiunto anche diversi residenti che lamentano veramente una situazione diventata ormai insostenibile. Non è infatti un caso isolato. Proprio lungo questa via, proprio un anno fa, i residenti avevano filmato proprio dalle loro finestre un'altra violentissima rissa proprio in questa zona. Abbiamo appunto parlato con diversi residenti che si dicono stanchi di questa situazione, magari vivono qui anche da 40 anni e hanno visto proprio l'evoluzione, il cambiamento di quest'area di Padova, e per questo chiedono un intervento strutturale proprio al Comune. Non bastano, dicono, i controlli delle forze dell'ordine, serve qualcosa in più. E allora è intervenuto sul caso anche Lorenzo Innocenti, che è vice segretario di Forza Italia a Padova, che chiede più illuminazione ma anche telecamere di videosorveglianza come deterrente per questi episodi. Allora ascoltiamo cosa ha detto e poi la linea può tornare allo studio.
Sono circa 2 anni che chiediamo all'amministrazione delle telecamere e una maggiore illuminazione. Le telecamere andrebbero posizionate in via Belzoni, a questo incrocio all'altezza della chiesa di Santa Sofia e anche nell'area di Piazzetta Colombo. Questi sono i punti più interessati, ma logicamente le telecamere servono come deterrente. Il problema è che c'è sicuramente una forte richiesta di droga in quell'area e non solo in quell'area, però ecco, diciamo che i residenti sono esasperati. L'installazione di queste poche telecamere, di un sistema di illuminazione più efficace, che forse è ancora più importante, non ci sono mai stati concessi. Sono 2 anni circa che abbiamo delle interlocuzioni costanti con l'amministrazione. L'assessore alla sicurezza Bonavia dice che la sicurezza in città è aumentata. Noi vediamo che in quest'area precisa invece è notevolmente peggiorata. Non si tratta di un fatto di destra o di sinistra, ma di come ci si pone a tutela dei cittadini. Qui c'è un fenomeno estremamente scoperto e pericoloso di spaccio di droga. Ci sono delle risse continue, ci sono stati degli accoltellamenti in passato. In questo caso uno degli spacciatori è stato portato via in ambulanza, l'unico rimasto per terra, gli altri sono scappati. Sono cose che accadono ormai strutturalmente. Quando ci scapperà il morto, speriamo mai, però forse ci si guarderà indietro e si penserà che qualcosa in più si poteva fare. Era un episodio di violenza anche a Fiera che si risolse in un omicidio, quello avvenuto nel 12 ottobre del 2022. Parliamo e torniamo alla cronaca giudiziaria con l'omicidio di Fiera, dove c'è stata una svolta in appello ieri, annullati gli ergastoli per Valmir Gashi e Besim Mansouka, condannati in primo grado per l'uccisione dell'imprenditore edile kosovaro Rajib Kolgeci, avvenuto, come dicevamo, il 12 ottobre di 4 anni fa. Per Valmir Gashi, infatti, la pena è stata ridotta a 20 anni, per Mansouka a 21 anni e 3 mesi. Il giudice di secondo grado ha dunque escluso i futili motivi. Si dichiara parzialmente soddisfatto l'avvocato di Gashi Serpico, pronto comunque a ricorrere in Cassazione una volta lette le motivazioni. Ridotte anche le pene per gli altri imputati da 15 a 10 anni, sia per Besim Mansouka e Leonard Gashi, confermati 2 anni per Bardil Gashi. Dopo la sentenza, tensioni e malori sono registrati in aula bunker a Mestre. Dunque ergastolo che viene annullato per entrambi gli imputati con pene ridotte, e per un doppio ergastolo annullato la richiesta invece di un ergastolo per Alessio Battaglia, il 43enne triestino accusato di aver ucciso a Limena Franco Bernardo Bergamin, ucciso dunque e poi chiuso in un armadio. Ergastolo, questa è la pena richiesta dal pubblico ministero Marco Brusegan per Alessio Battaglia, 43enne triestino, sul banco degli imputati con l'accusa di aver ucciso Franco Bernardo Bergamino, 80enne, che lo ospitava nella sua abitazione di Limena. Il delitto era avvenuto il 22 febbraio del 2025, ma il corpo dell'anziano, ormai in avanzato stato di decomposizione, era stato ritrovato il 5 marzo. Battaglia, che nel frattempo era fuggito a Monfalcone, dove poi è stato arrestato, per ritardare la scoperta lo aveva rinchiuso in un sacco dentro ad un armadio e aveva cosparso la casa di profumatori per ambienti. Per il pubblico ministero l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla minorata difesa della vittima, oltre che dall'occultamento di cadavere. Battaglia lo avrebbe ucciso per le bollette, picchiando a morte. Fatale, secondo il medico legale della procura, una doppia frattura alle vertebre cervicali causato da colpi ben assestati. Bergamino era l'unico ad accollarsi tutte le spese, mentre Battaglia, ospite a casa sua, non collaborava in alcun modo. La difesa del 43enne triestino invece parla di lite scaturita da palpeggiamenti dell'80enne nei confronti di Battaglia, il quale ha reagito. Durante la colluttazione, nella versione dell'imputato, Bergamin sarebbe caduto e poi morto. Per la difesa, dunque, si tratterebbe di omicidio preterintenzionale, una tesi che verrà esposta dalla legale Anna Maria Beltrame nell'arringa previsto il prossimo 16 settembre in Corte d'Assise del Tribunale di Padova, e nella stessa giornata si potrebbe arrivare alla sentenza. E poi sempre nel Padovano, e parliamo di ladri violenti, l'aggressione a un 45enne a Teolo che ha sorpreso i banditi in casa mentre tentavano di rubargli la moto. Dopo il primo pugno che io ho sferrato, uno dei due ha tirato fuori dalla tasca un coltello e ha tentato di accoltellarmi per 3 volte.
2 volte è andato a segno, per modo di dire, perché ho dei piccoli segni sulle braccia, e al terzo, e mi dispiace perché sono cose che non dovrebbero succedere, ma sono riuscito a schivarlo, girargli il braccio e usare il suo coltello e metterglielo nella pancia. Diego Gusella voleva solo andare a fare una passeggiata per andare a mangiare un gelato quando intorno alle 22:30 si è trovato faccia a faccia con 2 malviventi che stavano cercando di rubargli la moto dalla sua abitazione di via Euganea a Feriole di Teolo. Mentre uno teneva aperto il cancello, l'altro aveva già tolto il cavalletto del motociclo pronto per scappare. Quando il 45enne ha visto la scena non ci ha più visto e ha cercato subito di bloccarli. Il suo passato da pugile professionista per 7 anni l'ha aiutato nel difendersi nella violenta aggressione. Io ho cominciato lo scontro perché volevo difendere la mia proprietà, perché credo che sia giusto difendere la propria proprietà, e non ci ho pensato 2 volte, subito a aggredirli. Quando ho visto che io avevo la meglio tra i 2, ho tentato di andare alla porta per aprire il mio cane. Noi abbiamo un Rottweiler di 7 anni ben addestrato e il mio scopo era quello di aprirlo, perché volevo che lui li fermasse finché arrivava le forze dell'ordine. Non ce l'ho fatta perché purtroppo sono diventato cardiopatico e non mi sono rette più le gambe e mi sono trovato inginocchiato a terra. Quando mi sono rialzato non c'erano più. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del SUAM 118, allertati dai vicini preoccupati per il cuore del 45enne cardiopatico. Fortunatamente però Diego se l'ha cavata con qualche graffio, contusioni e la perdita di un dente. Secondo la sua ricostruzione i 2 malviventi hanno agito a volto scoperto. Dalla descrizione si tratterebbe di 2 giovani ragazzi di origine araba. Saranno ora le indagini dei carabinieri di Teolo insieme ai colleghi del nucleo operativo radiomobile di Abano Terme a risalire l'identità dei 2 aggressori che sono riusciti a scappare facendo perdere le loro tracce. La compagna Giorgia, impegnata in un concerto nel momento dell'aggressione, racconta di un furgone sospetto piazzato nei pressi della casa nei giorni precedenti. Io mi ero accorta uscendo, attraversando la strada, che dall'altra parte c'era un furgone bianco con 2 ragazzi dentro, però ci fai e non ci fai caso perché comunque non stai lì a pensare magari sono qua che mi tendono casa per venire a rubare. Dopo io appunto sono andata via perché dovevo andare via e dopo ho scoperto il tutto a fatti già fatti. Un episodio che non la fa più vivere tranquilla. Adesso rimane la paura. È molta, parecchia, perché comunque a me capita delle volte di stare a casa da sola e cioè cosa fai? Vai fuori in giardino con l'ansia di trovarti qualcuno qua? Io non ho paura, ho paura per la mia famiglia, non per me. Mi auguro che non succeda più e che non deve succedere più e auguro che non succeda a nessuno. E doveva scontare 5 anni di reclusione per furti e rapine. Il 42enne romeno senza fissa dimora bloccato dai carabinieri a Treviso dopo aver seminato il panico in un bar. Un rumeno che è ubriaco è venuto qua a cercare di fare i casini, ubriachi. Noi abbiamo cercato di mandare via ma non eravamo uscito. Stava cercando di mettere le mani in tasca, ho visto che era un cavatappi, non so se era un coltello piccolo, non so. Coltellino, cavatappi che fosse, il timore a un certo punto è stato quello che potesse passare dalle molestie verbali alla violenza fisica. Il 42enne che lunedì sera è andato in escandescenza al bar allo stadio lungo il Put di Treviso a ridosso del Tenni. Qui su segnalazione dei gestori si sono precipitati i carabinieri. La situazione, racconta Zè, il figlio del titolare, stava degenerando. Secondo me hanno visto che il carabiniere è scappato via, poi li hanno trovati in panchina vicino qua, meno male sono intervenuti. È un rumeno che ha già fatto tante volte casino qua, abbiamo cercato di mandare via lontano da qua ma non siamo riusciti. Stavolta l'uomo viene braccato con i militari dell'Arma che scoprono un curriculum criminale di tutto rispetto. Era aggravato da un ordine di esecuzione pena, quindi un cumulo di pene per numerosi reati commessi tra il 2018 e il 2025 tra le province di Treviso, Brescia e Parma per alcuni reati tra cui la rapina, furti ed altri reati contro il patrimonio e contro la persona. Oltre 5 gli anni di pena da scontare. Per questo, per il 42enne romeno senza fissa dimora, si sono aperte le porte del carcere di Santa Bona.
Pedopornografia online, 30 indagati in un'operazione della Polizia Postale partita da Catania, è arrivata anche in Veneto, in particolare a Venezia e Verona. È partita da Catania una vasta indagine contro la pedopornografia online che nei giorni scorsi ha portato a perquisizioni, denunce e arresti in tutta Italia, Veneto compreso. 30 le persone indagate, di cui 7 arrestate per divulgazione e detenzione di contenuti pedopornografici. Nei computer e telefoni sequestrati sono stati trovati decine di migliaia di file illegali, tra i quali alcuni con abusi su bambini in età infantile. I soggetti indagati risiedono in 17 città, tra cui Venezia e Verona, tutti di sesso maschile tra i 19 e i 59 anni e di diversa estrazione sociale, studenti, disoccupati, impiegati, professionisti e operai. Per risalire ai responsabili, gli investigatori della Polizia Postale hanno analizzato le navigazioni sul dark web e le chat scoperte su smartphone, individuando gli indirizzi IP degli utenti coinvolti. Questo ha portato a scoprire l'esistenza di diversi gruppi dediti allo scambio di video. Attraverso le perquisizioni e i sequestri, poi, gli agenti hanno acquisito ulteriori indizi nei confronti delle persone interessate, che dovranno rispondere di reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online. All'indagine hanno partecipato 100 operatori della Polizia Postale, anche sotto copertura. Lasciamo per un attimo la cronaca, ci torneremo fra poco, restiamo a Venezia. Si conclude oggi la 2 giorni importante del Cardinale Pizzaballa, il patriarca latino di Gerusalemme, in visita proprio nel veneziano. Ieri mattina l'abbiamo visto proprio in diretta nella nostra prima edizione, poi in serata a Jesolo. Questa mattina la messa alla Basilica della Salute, che ha seguito per noi come sempre Lorenzo Maier insieme a Simone Merlo. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Nicola, buongiorno a te e ai nostri telespettatori. Sì, ci troviamo qui con Simone Merlo davanti alla scalinata della Basilica della Salute. La messa del Cardinale Pizzaballa si è conclusa ormai da oltre un'ora, ma il Cardinale è qui, è all'interno del seminario patriarcale, dove ha incontrato il clero di presbiteri di Venezia e i seminaristi. Poi il pranzo qui in seminario, sempre con un numero importante di invitati ma legati alla Chiesa di Venezia. È stata, come dicevi giustamente, una 2 giorni importante, momento storico oggi per le parole che Pizzaballa ha voluto lanciare nella sua omelia e tanti aspetti di cui dobbiamo raccontarvi. Allora, intanto insieme a Simone Merlo abbiamo scoperto una chicca, una piccola esclusiva di quello che sarà il programma del Cardinale qui nelle prossime ore. Allora, dopo il pranzo ci sarà un incontro importante che il Patriarca Francesco e il Cardinale Pizzaballa hanno voluto con una 50ina di giovani di Venezia, proprio per far risuonare questo messaggio di pace ai giovani, un passaggio veramente fondamentale, quello voluto dai 2 patriarchi. Dopo l'incontro con i giovani, che non era stato pubblicizzato, il Cardinale Pizzaballa insieme al Patriarca Francesco si imbarcheranno su un motoscafo e andranno, sentite un po', all'isola di San Lazzaro degli Armeni, davanti al Lido, un'isola storica ultracentenaria dove risiedono i cristiani armeni e dove è un po' una culla del cristianesimo anche a Venezia, ed è una culla, anche un ponte tra Occidente e Oriente, per cui un passaggio veramente simbolico che i 2 patriarchi hanno vorranno compiere nelle prossime ore. Dopo questo passaggio così altamente simbolico, a porte chiuse, anche se sarà bello avere magari nelle prossime ore anche qualche immagine, dove renderanno omaggio ovviamente a Mechitar, il fondatore della congregazione mechitarista, il Cardinale Pizzaballa verrà accompagnato all'aeroporto, dove dovrebbe partire nel tardo pomeriggio, l'aeroporto Marco Polo di Tessera, alla volta di Roma, per poi raggiungere Frosinone, in particolare Monte Cassino, dove riceverà un premio proprio
per il suo impegno di pace che è risuonata forte anche nella serata di ieri, e farei partire questo servizio facendovi ascoltare quello che ci ha detto il patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pier Battista Pizzaballa, al termine dell'incontro. È una giornata molto intensa, ma molto bella, molto partecipata, sia alle celebrazioni ma anche qui questa sera, molto attenta. Questo per me è una grande consolazione, vuol dire che la realtà dei cristiani, ma non solo, la realtà in generale di Terra Santa è molto sentita. C'è speranza di pace? Ci vorrà molto tempo, ma noi siamo testardi, prima o poi ci arriveremo. Il cardinale ha detto giustamente: non siamo qui per raccontare delle favole, ci vorrà del tempo, ma questo è il tempo in cui noi non dobbiamo demordere, perché questo è il tempo che ci è dato da vivere, un tempo insanguinato, difficile, ma noi dobbiamo perseverare. Ecco, questo è l'appello così importante da Venezia. Venezia che vogliamo ricordarvi anche questo, ha consegnato al cardinale Pizzaballa una donazione di 30.000 euro, frutto delle raccolte fatte durante il periodo di Avvento, una partecipazione molto vasta di iniziative con cui la Chiesa di Venezia contribuirà alla realizzazione di una scuola a Gaza, quella di cui parlava nel punto stampa, proprio per rifondare Gaza, quindi un gesto concreto, un aiuto concreto. Importanti le parole dette dall'omelia, e prima di farvi riavvolgere il naso dei ricordi e farvi riascoltare quello che aveva detto ieri il cardinale Pizzaballa dalla Sala Tintoretto da San Marco, volevamo anche sottolineare il ruolo che il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, ha avuto in questa visita, un ruolo molto attento all'illustre ospite che ha soggiornato, alloggiato in patriarcato, ma molto discreto anche, come si fa con gli ospiti, proprio per voler accompagnare l'ospite, non lasciarlo mai solo, accompagnare, ma allo stesso tempo lasciare a lui la scena, lasciare a lui l'abbraccio della città di Venezia, un segno molto importante che il patriarca Francesco insieme ai suoi collaboratori ha voluto fare, che rinsalda ancora una volta i rapporti già in essere tra le due diocesi, quella di Venezia e quella ovviamente in Terra Santa. Ma salutandovi farei riascoltare quello che ha detto ieri, poco dopo il suo arrivo, il cardinale Pizzaballa, raccontando anche del difficile momento che si vive a Gaza e nella sua diocesi. Con questo, insieme a Simone Merlo, Nicola, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alle edizioni di questa sera. Venezia è una vetrina importante, non soltanto dal punto di vista storico, culturale, Piazza San Marco, insomma, quello che è un po', diciamo così, ma anche un centro culturale importante. Una cosa detta, non so, in qualsiasi città del mondo e detta Venezia ha un peso diverso. Ecco, quindi attraverso le sue istituzioni culturali e attraverso quello che è un po' Venezia, cercare di aiutare a comprendere la complessità della situazione. Da San Marco al mondo l'appello alla pace del cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, che ha portato la sua testimonianza dalla striscia di Gaza. Dal punto di vista umanitario la situazione resta drammatica, come dicevo. Cibo c'è, lo dico, non c'è la fame dei mesi scorsi. Il problema più grave è che la mancanza totale di infrastrutture, quindi la gente vive nelle tende letteralmente, nelle tende, fognature, cioè non c'è quindi la situazione igienica, le conseguenze, anche la presenza anche di un'invasione di topi, cose di questo genere, insomma, che hanno un impatto anche soprattutto sulla popolazione infantile. Mancano le scuole. La situazione umanitaria prosegue drammatica, perché se durante la guerra le persone erano in modalità sopravvivenza, ora si pongono domande sul futuro. Che succede adesso? Che sarà di noi? Insomma, come sarà la ricostruzione? Come sarà e così via. Per cui adesso diventa, diciamo, dal punto di vista umano più faticoso. Abbiamo bisogno di sostegno soprattutto psicologico infantile,
per i bambini, sono tutti traumatizzati, c'è molto lavoro da fare. Segnali di speranza Pizzaballa ne intravede nella popolazione, ma non nelle istituzioni. Dalle istituzioni in questo momento è raro trovare qualche segnale di speranza, istituzioni politiche, religiose e così via. Dal territorio sì. Nel territorio le segnali di speranza ci sono tantissime le realtà territoriali nella società civile israeliana e palestinese, devo dire, non solo palestinese ma non solo israeliana. La tappa veneziana del pellegrinaggio accompagnato dal patriarca Moraglia è iniziata dalla Basilica di San Marco con le autorità, poi la messa a Jesolo per racchiudersi con la messa nella Basilica della Salute. Mi ha sempre colpito una frase del cardinale: sì, le immagini non trasmettono gli odori e i topi che mordono i bambini nelle tende che giocano tra le fogne a cielo aperto. Sembrava importante sentire la voce di chi vive quotidianamente un'esposizione di un popolo che è gravato da sofferenze immani. Torniamo alla cronaca, 3 discariche abusive su un'area totale di 6.100 metri quadrati sequestrate nella provincia di Treviso e 6 persone denunciate per gestione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi. È un'operazione della Guardia di Finanza di Treviso. 3 aree colpite sono Castelfranco, Pieve del Grappa e Fonte. A Castelfranco una maxi discarica in cui viveva abusivamente un intero nucleo familiare con minori, poi allontanato per ragioni igienico-sanitarie. A Pieve del Grappa un sequestro di un'area satura di elettrodomestici dismessi, apparecchiature informatiche, idrocarburi e oli esausti. A Fonte, infine, la presenza di oltre 10.000 metri cubi di veicoli fuori uso e parti meccaniche abbandonate. E a proposito di discariche abusive, non di queste proporzioni davvero impressionanti come avete visto nelle immagini della Finanza, ma discariche abusive anche nel cortile di casa. A Breda di Piave un sequestro da record. È una situazione nota a chiunque, locali e non locali, insomma basta passare e vedere. Adesso vediamo gli esiti di queste indagini da parte delle forze dell'ordine, che ringrazio, adesso vedremo quello che emergerà. Di sicuro non sarà una passeggiata censire e verificare tutto il materiale stipato in quella che nel tempo era divenuta una vera e propria discarica abusiva alle porte di Saletto, in comune di Breda di Piave. Qui in via d'Avanzo i carabinieri di Maserada, con il supporto dei colleghi del NIPAF, il nucleo carabinieri forestale di Treviso, hanno trovato di tutto: lana di roccia, frigoriferi, batterie, veicoli fuori uso, motori e pneumatici, 970 metri cubi di rifiuti pericolosi e non, con l'area di proprietà di un 72enne che è stata posta sotto sequestro. Aspettiamo l'esito per capire effettivamente se ci siano questi rifiuti pericolosi, perché altro tipo di materiale lo vediamo dalla strada. Vediamo poi effettivamente quello che ci sarà, dopo di conseguenza naturalmente il terreno andrà bonificato. Mentre il 72enne è stato denunciato per smaltimento illecito di rifiuti, dal sindaco parte una raccomandazione generale. Questa cosa è proprietà mia, casa mia, faccio quello che mi pare, è un mito che va sfatato con le regole che ci sono, urbanistiche, edilizie, eccetera. Insomma, si possono fare tante cose e chiaramente magari uno prima di che faccia un passaggio, per quel che mi riguarda, al comune di Breda ufficio tecnico o comunque gli uffici tecnici dei vari comuni, o magari tramite i professionisti che si conoscono, in modo da capire effettivamente che cosa e quali limiti ci sono nelle cose che si vogliono fare. Una brevissima pausa pubblicitaria, poi torneremo a parlare di caldo, allerta caldo, ma soprattutto di emergenza idrica in Veneto. Nel mese di giugno ci sono state 11 notti tropicali. La notte tropicale è quando la temperatura non scende al di sotto dei 20 gradi. Quindi nel mese di giugno 11. Negli anni 90 le notti tropicali erano una ogni 2 anni. Nell'ultimo decennio le notti tropicali sono state 6 nel corso dell'anno. Notti tropicali che potrebbero tornare già dalla prossima settimana con la nuova ondata di calore prevista sulla nostra regione. Sulla costa il dato è ancora più estremo, con punti di 23 notti a Chioggia e 20 a Venezia. L'assessore regionale Elisa Venturini ha partecipato nelle scorse ore all'incontro con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, portando le difficoltà che il Veneto sta vivendo. Una sofferenza che coinvolge i cittadini in primis, aziende agricole e attività
attività del territorio. Nei fiumi la carenza di acqua è evidente. Nel Piave, nel Brenta, nel Po, nell'Adige, in modo particolare poi c'è il problema nell'Adige e nel Po nella risalita del cuneo salino, quindi l'acqua del mare che arriva all'interno nell'entroterra, in questo caso rende difficile anche il prelievo per l'irrigazione, ma anche mette anche in difficoltà i centri di potabilizzazione dell'acqua. Quindi a fronte di questo è evidente che le regioni che stanno a monte, in modo particolare per quanto riguarda il Po, sto pensando alla Lombardia, quindi al Piemonte, devono ridurre i prelievi di acqua per permettere a noi del Veneto di averne disponibilità. E su questo abbiamo chiesto l'intervento dello Stato, perché l'accordo tra regioni non è semplice se dall'altro comunque non c'è una regia e un'imposizione anche, mi viene da dire, da parte dello Stato che ci permetta in qualche maniera di avere maggiore risorsa. Il commissario avrebbe già intimato a Piemonte e Lombardia di rilasciare più acqua. Il monitoraggio in Veneto è costante, continua Venturini. La situazione è delicata e le risposte da dare non possono essere ulteriormente rinviate, visto il susseguirsi di estati sempre più torride e siccitose. Poi c'è tutta quell'attività che deve essere svolta in termini infrastrutturali. È stato presentato un piano da parte della Regione del Veneto, questo al commissario della siccità era ancora Nicola Dell'Acqua, oggi è l'ingegner Ciciliano che è capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, questo piano che contempla bacini di accumulo piuttosto che dighe e sbarramenti che sono finalizzate proprio alla gestione della risorsa idrica. Abbiamo chiesto risorse economiche per poterli realizzare perché naturalmente sono necessarie risorse cospicue per poter intervenire e partiamo da un presupposto che dobbiamo entrare nella logica che la risorsa idrica, cioè l'acqua, deve essere gestita con responsabilità da parte di tutti, dalle istituzioni al cittadino. Il presidente del Veneto Alberto Stefani, dopo aver dichiarato la scorsa settimana lo stato di emergenza regionale per la crisi idrica in corso, dovrebbe andare a Roma a breve per ottenere fondi per bacini di contenimento da realizzare nella zona del Polesine. Questo dunque la situazione, dalla siccità poi anche al piano di gestione delle alluvioni. Il problema opposto, un incontro ieri a Treviso tra provincia, regioni e comuni per discutere sulle criticità delle nuove direttive. Al centro del dibattito la difficoltà di interpretare le nuove mappe. Tutta l'edilizia è bloccata, ci sono intere famiglie che magari hanno venduto l'appartamento, si sono comprati un lotto, a un certo punto è arrivato il PGRA, ovviamente si è bloccato, sono in affitto, è stato prospettato una tempistica, ora però questa tempistica sembra non certa perché le problematiche, ovvero i problemi individuati da autorità di bacino e quindi dalle mappe sono cambiati. È per questo che la provincia di Treviso ha istituito un tavolo con tutti i sindaci e le autorità regionali per mettere in contatto da un lato la regione stessa e i tecnici, dall'altro i comuni. Al centro del dibattito il nuovo piano di gestione delle alluvioni, il cosiddetto PIGRA, della durata di 6 anni e che vede proprio tra il 2026 e il 2027 la sua ristesura. Si tratta di vere e proprie mappe che segnalano punti di interesse e di rischio a cui i comuni devono fare riferimento per metterli in sicurezza. Abbiamo fatto suonare un po' la campanella perché è il momento giusto per muoversi come amministrazioni locali, come consorzi di bonifica, per intervenire su questo fronte, quindi tra poco ci sarà la possibilità di fare delle osservazioni per cercare di cambiare questa pianificazione del territorio che cade dall'alto ma che alla fine incide molto su quelli che sono gli investimenti pubblici ma anche privati. A creare confusione il fatto che le nuove mappe segnalano i rischi lì dove le amministrazioni erano già intervenute. Il genio, la regione sta investendo un sacco di soldi, un sacco di milioni di euro e l'ente bacino invece di abbassare il rischio lo alza. Ecco, questa cosa qua un po' mi preoccupa e non capisco il perché. Va risolta, però insomma ho visto un'apertura e un tavolo rotondo di confronto che magari prima non c'era, adesso ho colto questa apertura e mi fa piacere. Prima o comunque anche adesso in parte l'onere di modificare la mappa, di segnalare delle problematiche, di segnalare degli errori grafici è demandato al singolo privato con oneri ovviamente economici o al singolo comune. Questo non funziona. Parliamo ancora di acqua, parliamo di idroelettrico. Enel versa i 99 milioni di euro di sovraccanoni dovuti al Veneto, risultato storico per la regione che era in attesa della definizione del ricorso contro la società inottemperante alla norma che ridefinisce i canoni idrici.
Un precedente molto autorevole c'era già: la pronuncia della Corte di Cassazione che nel 2025, rigettando il ricorso dell'Enel contro Regione Lombardia, ha confermato che chi sfrutta l'acqua pubblica per produrre energia deve corrispondere alla Regione e ai territori montani i canoni e le altre compensazioni previste dalla legge regionale anche per le concessioni in corso. Per il ricorso presentato dal Veneto, Enel, vista la mala parata, ha giocato d'anticipo dopo il rigetto del Tribunale Superiore delle Acque e il previsto passaggio in Cassazione da risultato scontato. Parliamo di 99 milioni, sappiamo che c'è stata una legge regionale del 2020 che dice che parte di questi 99 milioni andranno alla provincia di Belluno, parliamo dell'entità dei canoni, un'altra parte invece che è legata alla monetizzazione è stabilita da una DGR e ovviamente queste risorse andranno in servizi sociali, sanitari e servizi di spesa corrente, quindi sono risorse fondamentali per i nostri territori. Si apre una nuova fase per l'idroelettrico Veneto, dichiarano all'unisono da Palazzo Balbi il presidente Stefani, gli assessori Bitonci e Bond, impegnati a garantire un percorso di autonomia energetica del territorio. È un esempio vero di autonomia con risorse, perché qui parliamo di risorse che saranno impiegate e ovviamente queste risorse devono essere impiegate al meglio. Per ora si guarda al territorio dei 99 milioni di euro incassati, dovuti, non regalati. Una parte consistente, 44 milioni, sarà nella disponibilità diretta del bellunese che ha 25 centrali su 34 presenti in Veneto. Per scelta della Regione le risorse relative alla quota di monetizzazione saranno in capo a una cabina di regia congiunta per concertare la destinazione delle risorse fra sanità, sociale, trasporti, scuole, valorizzazione della montagna, infrastrutture. La madre che ha fatto scaturire questo è la scadenza delle grandi concessioni idroelettriche nel 2029. Sotto sotto poi a tipo un albero di Natale si sono accese una serie di lampadine che sono la monetizzazione, i canoni, i sovracanoni, il calcolo della quota. Con questo è una materia difficile, ma l'assunto di questa materia difficile è che alla fine rimane una quota piccola dell'acqua che c'è sul territorio che viene trasformata in energia sul territorio. Ma la vera partita sull'idroelettrico si gioca ora in attesa della scadenza delle grandi concessioni nel 2029. La Regione sta lavorando per la costituzione della società che gestirà acqua e energia e ha affidato l'analisi delle soluzioni a un tavolo tecnico. Il PD regionale oggi chiede che le risorse di Enel destinate a Belluno vengano capitalizzate in vista della costituzione della società e che nella quota pubblica di questa stessa entità il ruolo della provincia di Belluno dovrà essere determinante. L'acqua ancora, l'acqua però con l'allarme veleno, allerta PFAS nei pozzi privati di Schiavon, siamo ovviamente nel Vicentino, 5 comuni si muovono congiuntamente per risalire all'origine. PFAS nei pozzi artesiani di Schiavon. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno dopo che è stata riscontrata in alcuni pozzi privati la presenza di sostanze appartenenti alla famiglia dei perfluoralchilici. Il comune ha fatto scattare un piano di sicurezza divulgando un'informativa in cui si invita a non consumare per uso potabile l'acqua pescata dai pozzi privati e verificare la presenza di PFAS con specifiche analisi, fornendo contestualmente i parametri entro cui i valori devono restare e i numeri cui rivolgersi. A catena anche i comuni contermini, Colceresa, Pianezza, Marostica e Nove si stanno attivando, anche se, ci fanno sapere i sindaci, il grosso delle utenze è collegato alla rete acquedottistica che garantisce acqua totalmente sicura. Intanto a Marostica sono stanziati 10.000 euro da destinare alle verifiche delle falde per venire incontro ai privati. Non si vuole creare allarmismo, precisa il primo cittadino di Nove, ma è necessario prestare la massima attenzione. Gli enti preposti, in particolare ETRA, si stanno muovendo per capire l'origine, da dove risale, e cercare appunto di arrivare a risolvere la questione in maniera puntuale e precisa. Non sappiamo se è una cosa storica, che quindi ecco, è in via precauzionale, proprio per questo, in condivisione con tutti i sindaci interessati, abbiamo inviato un comunicato alla cittadinanza e ai proprietari dei pozzi che possano cercare di, tra virgolette, aiutare il territorio per individuare il problema. Di una cosa è certo rebellato. È una fortuna che comunque l'analisi sia partita, perché è un'analisi di natura privata e che abbia riscontrato il problema, perché sennò altrimenti il problema non usciva. E quindi adesso ci stiamo muovendo all'unisono per cercare appunto di risolvere al più presto la questione. Una vicenda sulla quale si è espresso in queste ore anche il consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, Carlo Cunegato.
Questo è davvero intollerabile. Noi avevamo già depositato una mozione nella quale chiediamo di fare un monitoraggio dei FAS delle acque della Pedemontana dopo quello che è successo nella galleria tra Malo e Sant'Urbano, ma allora adesso ci chiediamo da dove derivano questi FAS? Derivano forse dalla Pedemontana? Abbiamo depositato un'interrogazione anche su questo. Bisogna alla lunga che smettiamo di produrre FAS, che sono composti chimici destinati a rimanere e finiscono nei nostri organismi. La tutela dell'acqua è la tutela della nostra salute. Salute e sanità, parliamo di disagi nel momento in cui le cosiddette ricette mediche dematerializzate incontrano problemi. Sentite. Siamo tutti abituati alla ricetta dematerializzata, ovvero alle prescrizioni delle medicine trasmesse direttamente dal medico di base al sistema sanitario e quindi alle farmacie. Succede però con una certa frequenza che il meccanismo si blocca e i pazienti non riescono ad avere il farmaco richiesto. Può succedere che ci sia qualche blocco da qualche parte per cui o non si riesce ad inviarle, oppure si inviano ma poi in farmacia non riescono a recuperarle dal fascicolo del paziente e quindi purtroppo i pazienti devono tornare dal medico a farsi dare la copia cartacea della ricetta o perlomeno il numero di ricetta elettronica, perché sennò il farmacista non riesce a recuperarle dal fascicolo. Il sistema collega medico di base, ULS, ministeri e farmacie e più di qualche volta si inceppa. Diciamo che 1 o 2 volte al mese succede. A volte ci sono dei blocchi che sono o nel sistema regionale, nel DOGE quindi, oppure nel sistema nazionale, ma questo noi non lo sappiamo, cioè noi vediamo il blocco, non sappiamo esattamente dov'è. Aggiornamenti del software o carenze dei server e della rete sono tra le cause dei blocchi. Si aspetta e vengono risolte. A volte ci sono stati dei problemi più grossi per cui abbiamo dovuto stampare tutte le ricette. A me dunque il mese scorso mi è successo che non partiva niente e quindi io ho lasciato lì, le ho fatte il giorno dopo, l'hanno risolto, non è che non si risolva. Però ecco, i blocchi ci sono, direi che ultimamente forse sono leggermente più frequenti che non alcuni mesi fa, però almeno 1 o 2 volte al mese succede. E anche la vecchia ricetta rossa che non rientra nel sistema digitale rischia di essere poco efficace. Se per 2 giorni, faccio l'esempio, non funzionasse niente, io non ho nemmeno le ricette rosse, perché ormai ne stampano talmente poche, ce ne distribuiscono talmente pochi ricettari che non ce ne sono a sufficienza per tutti i medici per fare ricetta come si faceva una volta. Le vostre segnalazioni: a Treviso i residenti di via Zanella lamentano il grave stato dei marciapiedi, la mancanza di manutenzione e anche controlli sulla strada dove raccontano si sfreccia a velocità elevatissime, specie la sera. C'è sempre tanto disordine e paura di camminare qua, si deve camminare dietro la strada e non trovo giusto. Mi sono permesso di telefonare ad Antenna 3 perché so che hanno la mano buona per intervenire e poter fare qualche cosa. Qui siamo nel disastro più completo e sono anni che siamo in questa situazione senza fare assolutamente niente. Il problema è che basta vedere i marciapiedi come sono messi. I residenti di via Zanella si sentono abbandonati, in preda allo sconforto e anche al pericolo. Lo stato dei marciapiedi è pressoché impraticabile per le sconnessioni dovute alle radici degli alberi e anche allo stato manutentivo degli stessi. Non si può camminare in modo regolare, non possono passare le biciclette e tantomeno le persone in carrozzella o col deambulatore. L'altro giorno che vi ho telefonato, mia moglie, che siamo andati al mercato qui al Mercavezzo, e per camminare vi di seguito con la carrozzella abbiamo dovuto camminare in strada con tutte le macchine che passavano, ci sfioravano, c'era qualcuno che si fermava e rallentava, altri che se ne fregavano. Lo stato delle cose è piuttosto evidente, bisognerebbe eliminare alberi o fare una passerella sopraelevata alle radici oppure rendere la via a senso unico con una parte destinata a pedonale ciclabile. L'amministrazione che risponderà è conscia del problema. Il sindaco è stato chiamato, è venuto qui ancora 1 mese, 2 mesi fa, che ha fatto un'assemblea e ha detto so già com'è, come non è, ha detto adesso provvederemo.
4-5 anni fa ho chiamato io ed è venuto fuori l'attuale vice sindaco e mi ha detto ma c'è l'ambiente che non ci permette di fare. Ma allora ho detto l'ambiente serve di più che una persona umana. Ricordatevi che tanti anni fa sono già morti 2 fratelli qui. Poi c'è la questione delle auto, qui sfrecciano a velocità altissime, mancano i controlli, dicono i residenti, e anche i limitatori. E bisogna fare qualcosa anche per rallentare il traffico, perché è impossibile che sia sera delle volte che si dei moto che raggiunge i 100 orari, perché li abbiamo visti. Di conseguenza non riusciamo più a vivere, oltre che noi altri avendo la nostra età a sera ne fa piacere fare una passeggiata e invece purtroppo non è possibile, abbiamo paura di cascare. Ancora dal Trevigiano, ma parliamo di una storia, quante volte abbiamo raccontato di edicole che chiudono e non trovano un ricambio generazionale, chiudono per sempre, sono comunque dei presidi di socialità. Una buona notizia invece viene da Pezzan di Carbonera, dove dopo quasi 43 anni Paolo Campagnolo, storico edicolante di Pezzan, va in pensione ma lascia l'attività a una 24enne. Quasi per caso c'è stata l'opportunità all'epoca, io avevo 16 anni con la famiglia di acquistare l'attività e quindi l'abbiamo acquistata e dopo siamo proseguiti con l'aiuto dei miei genitori e poi sono proseguito io con l'aiuto comunque di mia mamma sempre. Quasi 43 anni tra giornali, riviste, quaderni e penne. Va in pensione lo storico edicolante di Pezzan di Carbonera, l'edicola aperta dalla madre Caterina nell'ormai lontano 1984 e poi passata al figlio appena 16enne. Una vita al lavoro insieme, fianco a fianco, fino a diventare punto fermo e di riferimento del paese. È stata sicuramente una scuola per me. Più che una scuola vera e propria, e poi abbiamo visto anche l'evolversi del paese che si è ingrandito, è arrivata nuova gente, dopo c'è anche tanta gente di passaggio. E così tra chi andava e chi rimaneva, tra un giornale e una sigaretta si sono intrecciate storie, scambiate chiacchiere e confessioni. Un'emozione strana quella di cedere l'attività, ma Paolo lascia colmo di gratitudine. Una grande soddisfazione, sono contento di averlo fatto insomma tutti questi anni, sì. Più di qualche ricordo, diciamo, l'affetto di tanti clienti, quello sicuro. Li ringrazio pubblicamente tutti quanti, sì. La felicità poi di lasciare nelle mani di una giovane 24enne originaria di Pezzan di Carbonera l'eredità dell'edicola. Arriva da un'esperienza fatta in azienda, in ufficio, che è stata molto formativa, però ho capito che non era la mia strada. Ho lavorato anche 4 anni in una gelateria e il contatto col pubblico fa per me. Sto conoscendo i clienti, sto imparando le varie sfaccettature del mestiere. È un lavoro che mi piace, proprio mi piace tanto, sono contenta della scelta che ho fatto. Allora davvero in bocca al lupo a Ilaria, noi ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, al rientro parleremo di Lilt. Rieccoci in diretta, lo dicevamo prima della pausa pubblicitaria, prendiamo un po' di spazio dalla nostra prima edizione per tornare a parlare con gli amici della Lilt, di Lilt, per parlare del loro impegno quotidiano al servizio di malati oncologici, ovviamente in questo caso. È un piacere avere con noi Fedele De Cristofaro, buongiorno. Buongiorno a lei. Consigliere della Lilt di Treviso e responsabile, mi corregga se sbaglio, del servizio trasporto oncologici. Che è diciamo, un settore particolare, qui volevo approfondire proprio con lei, cioè cosa fate come trasporto di malati oncologici? Praticamente ci occupiamo di quei pazienti oncologici che giornalmente vanno in radioterapia oppure in oncologia per fare le loro terapie e curarsi, ecco. Ed è un trasporto che è indirizzato soprattutto alle persone che hanno difficoltà a spostarsi altrimenti? Certo, assolutamente sì, perché ci sono tante persone sole, ci sono tante persone che nonostante abbiano dei figli, però per motivi di lavoro non possono assistere i propri genitori, quindi subentriamo noi e diamo assistenza e accompagniamo questi pazienti nei vari ospedali. Ecco, la vostra attività certifica anche magari quello che è cambiato un po' negli anni, sempre più persone sole o sempre più persone che o famiglie che hanno difficoltà a prendersi cura dei loro cari. È sempre così? Più, purtroppo è così, è in continuo aumento la nostra richiesta di supporto a queste persone
che purtroppo, ripeto, per questioni di familiari, parenti, figli che non possono per motivi di lavoro o che già hanno esaurito il loro periodo di ferie per poter assistere i propri genitori, subentriamo noi e quindi diamo un supporto alle famiglie. Se dovesse dare immagino che lei insomma da anni fa questa attività, quanto è aumentato nel corso degli anni questa richiesta? Beh, un 10% quasi annuale, non è poco. Un 10% annuale? Sì, assolutamente sì. Quindi è la fotografia di una società che cambia. Che cambia e che purtroppo, ripeto, le famiglie, sempre più persone anziane da sole, sempre più persone che per potersi recare negli ambiti ospedalieri per curarsi, a volte devono cambiare vari mezzi, non possono più guidare. Quindi siamo noi a dare un supporto a queste famiglie, a questi pazienti, per darsi la possibilità loro di curarsi. Voi anche in questa fase poi del trasporto siete un po', diciamo, una spalla anche per queste persone, entrate in confidenza? Allora, in effetti chi passa il maggior tempo con questi pazienti siamo noi. Pensate che noi accompagniamo i pazienti in tutto il nord-est, dal Friuli, Veneto, Trentino, Lombardia ed Emilia-Romagna. Quindi a volte passiamo ore durante il trasporto in cui se all'inizio c'è sempre un po' di timidezza, diffidenza, ecco, poi si lasciano andare. E siamo un po' come i confessori. I confessori, loro ci chiamano gli angeli confessori, ecco. A volte ci sono stati molti episodi di persone che purtroppo dopo parecchi viaggi fatti insieme ci si affeziona anche, certo. Ci si affeziona e purtroppo poi arriva la telefonata che è venuta a mancare e questo a noi dispiace moltissimo perché, ripeto, dopo tanti trasporti fatti ci si affeziona a questa gente. C'è qualche storia in particolare che ricorda? Beh, di storie ce ne sono tante, ecco. Una persona stupenda, ricordo, dico il paese, questo veniva da Mogliano, quindi ogni mattina andavamo a prenderlo. Lui era un ex oste, quindi sapete come sono gli osti che hanno, certo. Gioviali, certo. Ecco. E lui al ritorno diceva sempre fermiamoci su quel bar perché lì hanno particolare, ma no, non possiamo, no, io devo rientrare, noi non accettiamo, certo. Generalmente non accettiamo mai niente, certo. dai pazienti. Però lui doveva bere qualcosa e fumarsi la sigaretta. Ma guarda che la sigaretta ti fa male, non ha importanza, mi diceva Fedele. Non ha importanza, vuoi morire da sano? No, assolutamente. C'era anche un po' questa parte ironica, ovviamente, del dramma. Ovviamente, certo. Ovviamente. Purtroppo un giorno mi è arrivata la telefonata da lui personalmente per salutarmi perché diceva il mio momento è giunto. E in quei momenti ti senti impotente davanti alla vita, purtroppo. E lo si abbraccia virtualmente e gli si dice buon viaggio, ecco, più di quello. Quindi è un rapporto che diventa veramente stretto. Molto stretto, molto stretto. Tenga presente che anche durante il periodo Covid noi non ci siamo mai fermati. Con le massime precauzioni abbiamo sempre accompagnato questi pazienti negli ospedali appunto per poter dare loro l'opportunità di curarsi. Abbiamo parlato di anziani, ma purtroppo sappiamo benissimo che ci sono anche tanti bambini, no? Tanti bambini. Ecco, la mia prima esperienza nella LILT è stata nel 2005, fine del 2005, quando io sono arrivato alla LILT e mi è stato affidato un bambino, qui della provincia vicino Treviso, da portare in oncologia pediatrica di Padova. La mamma, quando siamo arrivati a Padova, mi ha chiesto se gentilmente potevo dargli una mano perché aveva delle borse e sono entrato nel reparto. Ecco, quando si entra in questi reparti ti si chiude lo stomaco, ti si chiude, ti cambia il mondo perché vedere questi bambini le cambia il mondo. La sento anche adesso emozionato, immagino che sia un'emozione che non cambia. Che poi ti rimane per sempre e ti dà la forza per continuare e dare sempre più a questa associazione che si occupa appunto dei pazienti oncologici. Il rapporto con i bambini cambia, perché immagino che poi il rapporto rispetto a un adulto, un anziano è diverso. Come interloquite, visto che state comunque anche con loro molto? Generalmente sono un attimino timidi, quindi
diciamo che c'è sempre la mamma, papà certo, anche, che fa da tramite tra noi volontari e il bambino. Cerchiamo sempre di metterli a loro agio, dando il massimo del comfort con il mezzo che abbiamo. Però ovviamente c'è sempre di mezzo il genitore col quale fa da filtro, esattamente, sì. Ti chiedo una cosa, in questo periodo particolare, e lo dicevamo anche in questi giorni, in queste ondate di calore, con questa ondata di calore il vostro lavoro è ancora più appesantito, oltre a quello dei pazienti ovviamente, immagino. Come sono stati questi periodi, questa ondata eccezionale di calore che, stando a quanto vediamo dalle previsioni, dovrebbe terminare domani, perché poi ci sarà un po' di maltempo nel weekend. Ma come avete passato queste settimane? Anche voi che lavorate? Anche noi che lavoriamo, per fortuna abbiamo tutti i mezzi abbastanza recenti, grazie anche alle donazioni che ci vengono fatte. Abbiamo macchine adeguate per il momento, nel senso tutte fornite di aria condizionata, quindi il viaggio, il trasporto non è molto pesante. Noi entriamo negli ospedali e ci avviciniamo il più possibile al reparto dove il paziente deve andare, in oncologia, radioterapia, ematologia, dipende, ecco, dal reparto. Senta, com'è immagino che siate una bella squadra, però allora, ci sia bisogno di forze nuove. In questo periodo, casualmente, nel periodo estivo i trasporti dei pazienti oncologici tende ad aumentare. Molto probabilmente qualche motivo c'è, insomma, certo, perché c'è questo trend in salita. E noi abbiamo qualche difficoltà in più perché noi siamo tutti pensionati, tutta gente che dona parte della sua giornata per il trasporto del paziente oncologico. Però teniamo presente che siamo dei nonni, è finita la scuola, e quindi dobbiamo accudire i nipoti, certo, dobbiamo portarli un po' al mare, difatti sono appena tornato anche con i miei nipotini e quindi abbiamo qualche difficoltà. Però questo, ecco, vorrei chiederle se, visto che ci vedono per televisione, se c'è gente che ha qualche ora al giorno da poter dedicare alla LILT per questi trasporti dei pazienti oncologici. Guarda, noi saremmo ben lieti di accoglierli. Approfittiamo proprio, allora, come si fa? Come si fa? Vengono da noi, il mio numero di telefono, sono io che diciamo la sede? La sede, via Venzone 7 Treviso, strada Ovest. Via Venzone 7 Treviso, strada Ovest. Quindi si può chiamare, immagino che trovino poi sulla rete. Esatto, su rete trovano Treviso, LILT Treviso ODV e lì trovano tutto quanto quello che c'è da sapere. C'è il mio numero, facciamo un colloquio, gli faccio conoscere un po' quelle che sono le nostre realtà e gli dico tutto quanto. Noi a livello provinciale, solo per il trasporto del paziente oncologico siamo oltre 210 volontari. Tenete presente che la LILT fa in tutta la provincia 900 volontari, quindi 210 sono solo per il trasporto. Però ne servono ancora? Ne servono sempre perché noi abbiamo quasi un limite di età per poter guidare, cioè certo, non toglie perché c'è gente che anche a 80 anni è in piena forma. Certo. Però ci siamo dati questo limite dei 75, quindi l'età dei nostri volontari oscilla dai 65, termine lavoro. Una curiosità, ci sono più uomini o donne? Per il trasporto uomini. Però c'è qualche donna, assolutamente sì. A differenza degli altri rimanenti 900 volontari, degli altri settori, settori la maggior parte, anzi è quasi tutta femminile. L'altra cosa, oltre a, quindi avete capito, lo ribadiamo perché è importante, via Venzone 7 Treviso, sede della LILT, oppure guardate sul sito immagine della LILT, chiamate il signor Felice, vi accoglierà. Fedele Felice, insomma. Troverete lui quasi sicuramente per poter donare queste ore molto importanti. Avete sentito quanto importanti sono i volontari della LILT e quanto importante è anche sostenere la LILT? Ecco, innanzitutto ci tengo a precisare che il trasporto del paziente oncologico è gratuito. Non chiediamo assolutamente niente al paziente, è gratuito in tutte le sue distanze. Le spese sono tutte a nostro carico. Quello che chiediamo, se poi vogliono fare una piccola donazione, ben venga.
L'altro che io chiedo è in particolare il 5 per 1000 che a noi facciamo vedere anche le immagini dello spot che sta andando anche nei nostri, nella nostra emittente, perché è importante. Il 5 per 1000 sappiamo benissimo che a noi contribuenti non costa niente, però per noi è molto importante, ecco, per continuare a sviluppare questo tipo di servizio molto utile ai pazienti oncologici, anche perché pensi che questo servizio è stato istituito nei primi anni 2000, siamo partiti con 3 mezzi che erano quelli che piuttosto che rottamarli, va bene, li hanno donati alla LILT. Il servizio è iniziato con dei volontari, dei pensionati, della gente che andava in pensione, che faceva servizio all'epoca alla CTT. Certo. Ecco. Poi pian pianetto nell'arco degli anni attualmente abbiamo 34 mezzi tra pulmini e auto. Quanti erano all'inizio? 3 mezzi. Da 3 a 34. Ecco, quindi un bel salto tanti mezzi ci sono stati donati dalla Treviso in Rosa, corsa che svolge periodicamente, annualmente da altri mezzi, anche dalla MOM, l'attuale MOM. Ecco. Quindi mezzi che sono donati dalle varie attività che fanno i vari comuni, i vari paesi dove fanno corse e dove il ricavato viene devoluto appunto per acquistare mezzi per il trasporto dei pazienti oncologici. Lei ha un passato in aeronautica importante. Sì. Avrebbe mai pensato dallo sfrecciare nei cieli al trasportare queste persone che avrebbe fatto questo? Già ci pensava a fare qualcosa del volontariato? No, il problema è nato, purtroppo ho dovuto abbandonare l'aeronautica militare per motivi di salute e quando si ha bisogno di un qualcosa ci si chiede sempre dove posso aiutare questa mano, chi è che mi tende una mano per poter avere un sostegno. Avevo la moglie che lavorava e 2 figli piccoli che andavano a scuola, e lì mi è stato dato una mano. Quando ho cominciato a star meglio, ho pensato anch'io di fare un qualcosa per loro. Devi cambiare. Di cambiare, assolutamente. E questo continuo a farlo. Anche negli anni, poi, se posso dirlo, nel 2016 sono stato malissimo e ho dovuto fare il trapianto di cuore. Però questo mi ha dato ancora più forza, dopo il dono che ho ricevuto, di continuare e dare sempre più per la LILT, per dare una mano alle persone che hanno bisogno. Da angelo nei cieli ad angelo col trasporto dei malati, insomma, sia anziani che giovani. Allora, avete sentito quanto è importante l'attività dei volontari, del signor De Cristofaro e dei volontari. Ricordiamo allora l'importanza di presentarsi, perché c'è bisogno di forze, c'è sempre bisogno di forze, soprattutto in questa stagione estiva. In questa stagione estiva. Quindi è un'urgenza anche importante. Ricordiamo il sostegno economico alla LILT. Avete sentito quanto è importante avere anche questo rapporto con i volontari che tengono compagnia, hanno questa funzione importantissima del trasporto per venire incontro alle famiglie. C'è l'ultima cosa che voleva dire prima di salutarci? Ecco, sì, assolutamente, non solo qui a Treviso, ma in tutta la provincia di Treviso abbiamo bisogno. Tenete presente che Treviso è la sede provinciale della LILT, però abbiamo altre 5 delegazioni che sono Castelfranco, Conegliano, Montebelluna, Oderzo e Vittorio Veneto. Quindi non solo qui a Treviso, ma il comune più vicino alla vostra residenza può essere utile appunto per poter svolgere questo servizio di volontariato. Io la ringrazio Grazie per essere qui, ma soprattutto per il lavoro straordinario che fa e che fate. Grazie mille. Ci ha raccontato una sfaccettatura che magari tendiamo a dimenticare spesso, ma è bene sempre ricordare l'attività fondamentale dei volontari, perché sono volontari, quindi mettono a disposizione le ore della loro giornata al servizio dei malati. Grazie davvero e buon lavoro. Grazie a voi. È un grazie davvero di cuore quello che le faccio. Allora, aspetti, lanciamo un servizio. Allora andiamo alla mostra del cinema per vedere chi saranno i conduttori della serata di apertura. Grazie davvero intanto.
C'è chi è da sempre particolarmente legato al ruolo della madrina o conduttrice della Mostra del Cinema e chi invece avrebbe visto di buon occhio, dopo tanti anni di bella presenza femminile, il ritorno sul palco della Sala Grande del Lido tra i divi del cinema di un padrino sulle orme di Alessandro Borghi o Michele Riondino. Il direttore del festival Roberto Barbera ha messo tutti d'accordo e ha scelto 2 conduttori, l'attrice e regista Greta Scarano e l'attore italo-francese Nicolas Mappé, protagonista peraltro di Mare Fuori, per guidare sul palco della Sala Grande al Palazzo del Cinema del Lido la cerimonia di inaugurazione dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia mercoledì 2 settembre, nonché la cerimonia di chiusura di sabato 12, nella quale verranno assegnati anche i Leoni d'Oro e gli altri premi. Greta Scarano si è formata in America e qui si racconta ai microfoni di Ciacco. Quest'anno è stata protagonista al cinema con Piccolo Miracolo di Guido Chiesa, interpretazione che le vale il premio come migliore attrice al Taormina Film Festival, assegnato dalla giuria presieduta da Young Champion. Siamo felicissimi, tra l'altro io devo ringraziare la stampa perché ha aiutato tantissimo il passaparola positivo che si è generato, che ha permesso al film di stare in sala vari mesi, tipo 2, e ancora c'è da qualche parte e adesso sta facendo anche un bellissimo percorso nelle arene. Devo tanto alle critiche e alle recensioni positive che ci hanno aiutato proprio tantissimo e poi ovviamente grazie a quelle è scattato un passaparola che poi ci ha portato fino a qua oggi. La serie viene girata in carcere. Quindi già io il carcere, grazie a Dio, non ci sono mai stato e già l'affrontare una situazione nuova in un ambiente ancora più nuovo è stato un po' difficile. Prendere coraggio in una scena veramente difficile, dovevo essere nudo in doccia, mi avevano appena picchiato, perché nella serie devo dire mi picchiano un bel po', sono un po' lo sfigatino del carcere. Dovevo stare nudo con davanti un bel po' di persone e avere un momento molto emotivo, molto personale, quindi grandi lacrime, grandi pianti. Devo dire che bilanciare le 2 cose, quindi la nudità e l'emozione in una situazione molto tesa, non è stato facile. In una nota la Fondazione Biennale di Venezia ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Moritz De Ader, direttore della Mostra del Cinema, nel biennio 2002-2003. E adesso i motori, torna la Vittorio Veneto Cansiglio, organizzata dall'Automobile Club di Treviso, è giunta alla sua 43esima edizione. L'appuntamento da non perdere è dal 31 luglio al 2 agosto a Fregona. Una cronoscalata valida come tappa del campionato italiano velocità Montagna Nord. 5.930 metri con partenza da Mezzavilla a Fregona e arrivo a Valsalega. È tornata la Vittorio Veneto Cansiglio, giunta alla sua 43esima edizione, dopo lo stop forzato lo scorso anno a causa di una frana caduta proprio nella sede della gara. Ora tutto è pronto per questa kermesse voluta ed organizzata da Automobile Club Treviso. Gran bella gara, penso che sia soltanto l'inizio di tutto quello che da oggi fino al 2 di agosto andremo a scrivere in termini di presenza, di territorio, in termini di storia, in termini di accoglienza, di tutto quello che il nostro bellissimo territorio trevigiano può dare. Una gara storica che ogni anno attira numerosi spettatori, un volano turistico per questo territorio. Sport motoristico perché è in forte sinergia con un altro argomento importante che è quello del turismo, quindi sport e turismo vanno insieme e con queste iniziative noi speriamo di dare un contributo al territorio trevigiano, in questo caso dell'Alta Marca Trevigiana, Fregona e il Cansiglio. Riflettori accesi su Fregona che sta organizzando una serie di iniziative ed eventi collaterali, la soddisfazione del sindaco. C'è molta gente che viene a Fregona, quindi noi siamo contenti quando arriva la gente arriva felice e va via felice. Questo è il biglietto di visita che vogliamo. Fra gli obiettivi futuri quello di entrare nel campionato super salita
Intanto però occhi puntati su questa 43esima edizione. È un onere, però tutto quello che fa riferimento a un prodotto che possiamo proporre come Automobic Club nel territorio, quindi è una gara anche storica perché abbiamo più di 100 anni, anzi quest'anno è il 102esimo anno e quindi dobbiamo assolutamente portarla sempre in maniera importante e organizzarla nella maniera più professionale possibile. L'appuntamento è a Fregona dal 31 luglio al 2 di agosto. L'appuntamento invece con la prima edizione termina qui, vi lascio come sempre al meteo, poi alle 16:11 il film spagnolo La vita segreta delle parole. Arrivederci.